Carlo Emanuele Pepe, direttore generale ARPAV Veneto. ARPAV e tecnologia. So che avete delle app molto utili a noi cittadini, giusto? Sì, in questi 4 anni abbiamo portato delle innovazioni per essere sempre più vicini al cittadino, quindi al di là di quello che è stato un picco importante dei 22 milioni di contatti anno che abbiamo avuto sul nostro sito internet, che prevalentemente guardano quelle che possono essere le previsioni meteo, ma una grande fetta della popolazione dei cittadini si avvicina a noi per vedere tutte quelle che sono le analisi dell'acqua, dell'aria, dei suoli, che è il 90% delle nostre attività, ripeto, i controlli sull'ambiente. Siamo partiti con 6 applicazioni, uno alla volta, e adesso diamo la possibilità a tutti i cittadini, chi tramite Android o chi ha l'iPhone a poter tramite Apple potesse avvicinare per poter avere in qualsiasi secondo del giorno o della notte alcuni dati appunto che noi mettiamo fuori in maniera quotidiana, anzi con aggiornamenti anche direi ogni ora.